Abbiamo sempre tanti ospiti illustri all'interno di Generazione Non Stop e sicuramente non mancano tanti bravissimi musicisti. Questa volta a Generazione Non Stop sono arrivati gli Svitols, prego. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Bene, allora vogliamo sapere per cominciare chi sono i componenti degli Svitols. Allora, i componenti degli Svitols 5, questi che vedete qui seduti. Allora, il primo Gio Gagliardo alle tastiere, Emanuele Lovullo alla batteria, Giovanni Buzzurro al basso, Piero Rizzo alla voce e Osvaldo Loiacono alla chitarra elettrica. Gli Svitols, un gruppo, una cover band rock anni 70-80 che esiste dal 98, dal 99 circa, quindi 8 anni che siamo insieme e siamo arrivati fino ad oggi cercando di fare insomma della bella musica e far divertire la gente. Quindi il genere musicale, in particolare, che genere fate? Spaziamo dal rock alla musica dance con influenze a volte siciliane, perché il batterista faceva tarantelle e quindi ci ha influenzato parecchio nella musica e questo ne esce fuori quando suoniamo. Gli Svitols sono notoriamente in giro per la Sicilia. Sì, questa per fortuna è una cover band di quelle che lavora sodo e lavora parecchio, perché riesce a coinvolgere la gente, a farla ballare, a farla divertire, vuoi per le belle facce, vuoi per il repertorio che si fa, e quindi spaziamo in lungo e largo, dico, per tutta la Sicilia. Siamo stati la settimana scorsa ad esempio nel Siracusano, nel Trapanese, troviamo sempre gente calorosa che ci aspetta, perché oramai sa che alle nostre feste o alle nostre serate live si diverte sicuramente. Quali sono le caratteristiche del vostro gruppo? Ma oltre a una bellezza fisica di fondo, poi penso che comunque sia la tendenza a trasformare le serate in vere e proprie feste, quindi il nostro unico intento è quello di far ballare la gente, farla muovere, per questo, come hanno detto già i miei compagni, tendiamo a miscelare le sonorità che siano più trascinanti possibile per trasformare il tutto in una festa. Ma vorrei sapere chi è l'uomo spogliatoio del gruppo. Ma senza dubbio il più grande, perché tu sai che c'è una gerarchia all'interno del gruppo. Come dimensione o come età? No, purtroppo come età. Ed è questo signore, il signor Lovullo. Guarda, tant'è, è così. Sì. È talmente anziano che viene con l'accompagnatore. Ha l'accompagnamento riconosciuto dal comune. L'abbiamo messo parcheggiato qui. CD 0, DVD 0, album 0, come mai? Ma è una nostra scelta, perché per ora CD non se ne vendono, quindi non mi pare il caso di farne. Gli Svitols sono una cover band, Ma finora siamo rimasti, e penso rimarremo per un po' di tempo ancora una cover band, perché comunque questo è un gruppo nato per passione, la passione per i soldi. E quindi, la musica si dice, però. E quindi attualmente siamo in giro così. Poi, come dire, non ci precludiamo nessuna strada.
Stesso rose fioriranno. Sicuramente aspetteremo che vada in pensione il batterista, aspettiamo che vada in pensione Emanuele per poi cimentarci in qualcosa di originale. Speriamo che vi arrivi presto la passione per la musica. Ma allora. dipende da lui, se gli danno uno scivolo per andare in pensione subito ci metteremo subito a fare delle cose originali. Ringraziamo e salutiamo gli Svitols. 5, 6, 7, ciao generazione non stop!